Che sono il MOCA, la Fondazione Guida, la Parrocchia Santa Maria su dei milioni da beni che si possono ricercare. Queste ultime partecipano, nel senso che comunque hanno dato la disponibilità di comunicare le iniziative che svolgono. Voglio ovviamente ringraziare tutti i comuni aderenti, che sono 36 quest'anno, che sono Caponogara, Caula, Cavallino, Treporti, Cavarzio, Portogruaro, Pramaggiore, Quarto Alpino, Salzano, Scorzè, Spinea, Strassa, Mela di Piave, San Michele, Tagliamento, San Stino di Vivenza, Santa Maria. Non riesco a comprendere, non si riesce a comprendere. Adesso tra l'altro forse l'ha compreso il sindaco, la costruzione di una rete in un territorio così complesso, ma anche così armonico come quello della provincia, sovvenzionati e sostenuti dalla provincia e che sono all'interno di Rete 20. Alcuni di questi peraltro sono già cominciati, sono dal punto di vista musicale di Rete 20 2013, questa sera Italia sarà sviluppo anche nelle altre province del Veneto, e in tutte le province del Veneto il capoluogo di provincia è presente all'interno di Rete 20. Per cui sostanzialmente i giornalisti giustamente hanno la necessità di scrivere in termini anche numerici di cos'è il progetto Rete 20. Ci sono 272, potranno anche aggiungere, sono presenti India, sono presenti altre associazioni culturali. In qualche misura dobbiamo a loro quella che è l'impostazione sulla quale noi abbiamo cercato di costruire in previsione che si hanno a disposizione poche risorse, spesso e volentieri, purtroppo, drammaticamente, se qualche cosa ovviamente abbiamo anche delle risorse. Io ho fatto una richiesta di disponibilità per permettere, perché sempre perché ci sono giornalisti. Siamo riusciti a raggiungere tutti i comuni della provincia con qualche Sì, i nostri fondi, però qualcosa ci sarà, ripeto, ma sicuramente rispetto al passato. Sulla stampa non abbiamo accesso di fatto per gli eventi, quindi segnalo per curare di questa situazione, l'avevo fatto presente anche la volta scorsa, spero che ci siano dei giornalisti così magari lo dicono ai rispettivi colleghi. Noi sulla stampa locale per questo non ce la facciamo, poi abbiamo rifatto un altro anno, questo è l'ultimo anno che ce la facciamo, l'ultimo anno che ce la facciamo, in verità grazie alla grandissima volontà della provincia, dei comuni, di noi operatori di elettrici, perché ormai le norme di sicurezza ci costano più di chi sa imparare. Allora la scelta che abbiamo fatto noi quest'anno è stata di fare molto spettacolo di strada. Da privati, ma privati o operatori del settore, una rassegna proprio a Jesolo che è sostenuta dai comitati in piazza, sono una media di 600-800 persone in quella piazza lì, e ovviamente quando finisce lo spettacolo questa gente si spaccia nelle attività in zona. Raffaele Speranzon, assessore alla cultura provincia di Venezia. Allora, oggi presentiamo Rete 20, nonostante tagli e ristrettezze, si va avanti e si porta la cultura in tutto il territorio. Sì, la cultura per fortuna è più forte nel nostro territorio di qualsiasi tipo di taglio, ristrettezza o problema di natura economica. Quest'anno abbiamo 272 eventi nel nostro territorio, di cui 88 di teatro, 98 di musica, 9 di danza, 14 di cinema, 63 di divulgazione della cultura intesa come mostre, eventi culturali in generale, presentazioni di libri, concorsi letterari. Insomma, la possibilità per i nostri concittadini della provincia di Venezia di avvicinarsi all'arte, alla musica, alla danza, al teatro con
professionisti con una qualità addirittura migliorata rispetto a quella proposta negli anni passati, quest'anno è addirittura ampliata, quindi un numero incredibile di eventi in un arco temporale che è quello estivo e che coinvolge 36 comuni della nostra provincia. Quest'anno il numero di comuni è anche aumentato rispetto al passato, a testimonianza del fatto che nonostante le ristrettezze economiche comunque c'è il riconoscimento da parte delle amministrazioni comunali l'importanza della cultura anche e non solo, ma anche a generare ricchezza nel territorio, ricchezza non solo culturale ma anche materiale, per cui la possibilità per i nostri concittadini e anche per tutti coloro i quali durante quest'estate visiteranno la nostra bellissima provincia di poter passare dei momenti gradevoli arricchendosi con delle proposte davvero allettanti. Che concludendo può essere anche una riscoperta di alcune aree, realtà del nostro magnifico territorio. Sì, assolutamente. Ci sono degli eventi come per esempio il Teatro delle Frazioni che dà la possibilità proprio di conoscere degli angoli dell'area della provincia di Venezia che sono sconosciuti anche a chi vive in quei comuni, perché proprio abbiamo puntato anche molto sulle periferie e sui luoghi meno noti. Ecco, una cosa importantissima, tutti gli eventi andate sul sito www.culturavenezia.it. culturavenezia.it. C'è anche la possibilità di scaricare l'applicazione gratuita sia con gli iPhone che con i cellulari che utilizzano il sistema Android, e quindi è un'opportunità che credo che nessuno dei telespettatori potrà perdere.